Buonasera amici di Thunder, benvenuti qui al campo il 23, dove per la 13ª giornata della Serie A Lega Calcio 8 il Gem Fitness ospita un Peperino in rampa di lancio, in grande spolvero dopo 4 vittorie consecutive. Peperino che vediamo in maglia rossa e bianca, pantaloncini rossi, e Gem invece in tenuta nera, praticamente nera, e colletto verde. Le squadre si scambiano il saluto al cerchio di centrocampo. Peperino che con le ultime prestazioni, ricordiamo, si è risollevato da una situazione molto difficile di classifica. Ora è a quota 13 punti. Ovviamente prima di queste ultime 4 giornate la situazione era molto difficile. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Prende ora il via la partita con il Peperino a toccare il primo pallone, subito un contrasto molto aggressivo. Sono partite con la giusta intensità le due squadre. Gestisce male adesso questo possesso il Gem, la rimessa è per il Peperino che con Giandolando si appoggia in dietro, preferisce scodellare il pallone in mezzo. La sfera adesso si impenna, libera la difesa del Gem, ha spazio per salire adesso il Peperino che scambia bene in questo avvio di partita. Giro palla, Vertecchi, Argento fa correre un compagno sulla destra, pallone rubato, allora Tonetto, lo scarico centrale, Parisi, pallone sulla destra, sceglie ora il palleggio. Attenzione alla sponda di destra, va in avanti il Gem, pallone respinto, deve tornare indietro sui propri passi la squadra in maglia nera. Sono due avanti, sono due Tonetto sopra. allora Non uscite, porta il pallone. Nicolas. Restivo il pallone che rimane lì, attenzione, la conclusione, un'ottima combinazione qui del Gem Calcio 8 che sblocca il match dopo soli 2 minuti di gioco. 1-0 il risultato. Bravo Andrea. Mettiamoci bene. Un'ottima combinazione quella che ha portato al tiro vincente Parisi. Vieni Fede, vieni Fede. Sali. Vieni che Max sta su, Dopo pochissimo si sblocca quindi la gara in salita per il Peperino ora. Sotto di un gol dopo appena 3 minuti di gioco. Una a prenderla, regà. Tonetto su di sé Argento, cambia fascia, sbaglia adesso il Gem l'appoggio, può distendersi il Peperino, arriva il tiro dalla distanza che non può impensierire l'estremo difensore avversario Murino, che adesso rimette in gioco il pallone, gioca palla a terra, Torroni, Tonetto ha spazio per correre, fermato, non permette comunque la ripartenza avversaria al numero 6 e porta a casa la rimessa laterale. Quindi attenzione a un batti ribatti, Sopra 1-2. scarica indietro del Peperino, l'intervento qui falloso di Moreschini che si era impegnato qui per pressare il giocatore avversario, per ripiegare in fase difensiva, dare una mano. Si prenderà quindi la rimessa dal calcio di punizione, scusate, in favore del Peperino. 3 uomini in area pronti a saltare.
Arriva quello forse era un tiro direttamente in porta. Caruso a contrastare, quindi la palla è ancora del Gem. Un batti e ribatti, deve spazzare ora la squadra di casa. Il pallone finisce direttamente ad Eugenio. Quindi Peperino ancora a macinare il gioco. Il pallone in avanti. Si gira adesso bene la squadra in maglia biancorossa, la respinta e poi il pallone che rimane lì. Un'occasione importante per i biancorossi. Primo calcio d'angolo della gara per il Peperino. Il pallone sul secondo palo, attenzione al tiro al volo e la respinta del portiere avversario sulla conclusione di Aurelio. Sembra premere ora con maggiore convinzione, attaccare con maggiore convinzione adesso il Peperino. Ancora angolo, secondo consecutivo. Quindi il Gem può ora distendersi. Parisi, il dribbling a su di sé due uomini che gli tolgono il pallone. Quindi il batti e ribatti. Pallone vivo solo per alcuni secondi, porta a casa una rimessa, una punizione importante il Gem. Qui l'apertura di Parisi sulla destra, anticipato. Esce palla al piede da Eugenio in un momento di eccessiva sicurezza. Voleva il passaggio di ritorno per la proiezione offensiva. Il numero 1 del Peperino, che adesso può distendersi. Attenzione alla squadra ospite. Va il Peperino in verticale. C'è lo spazio per il tiro. Provato ora. Respinto però, quindi si riprenderà a calcio d'angolo. Accorcia su quello più vicino. Calcio d'angolo, il terzo di questa gara del Peperino. Battuto ora sul secondo palo, ancora cerca l'Aurelio, il controllo. Poi il cross forse, tiro cross, respinto però, quindi Tonetto. Il lancio lungo, non può arrivarci Parisi. Giro palla, paziente qui del Peperino. Bucata centrale, bene Tonetto, attento. Prova ora a distendersi il Gem. Sembrano essere un po' calati i ritmi dall'avvio di gara. 7 minuti sul cronometro, parziale 1-0, ricordiamo qui il colpo di testa. Tonetto va sulla respinta. Il pallone in verticale, Parisi ha spazio per girarsi. Davanti a sé un uomo. La giocata sovrapposizione di Tonetto che prende il pallone. Fallo su di lui. Si riprenderà dal calcio di punizione in favore della squadra di casa. Lorenzo! Parisi si incarica lui della battuta. Va Parisi, 3 uomini in barriera, il destro rimbalza proprio su uno dei 3 disposti, quindi adesso Caruso, decentrato, prova il cross in mezzo, il tiro respinto, si salva la retroguardia del Peperino che adesso prova ad uscire dal pressing avversario. C'è però Tonetto, vince un rimpallo, la squadra ospite. Prosegue il gioco, dice il direttore di gara. Prova ora a velocizzare la manovra. La squadra ospite porta a casa la rimessa laterale. Il Peperino. Luca Sali, poco. Giandonato, qui perde il pallone, Parisi. Va lui all'1 contro 1, porta a casa una rimessa laterale importante che fa guadagnare metri al Gem. Manu, vattene sopra. Non ti lascio stare, va sopra. Rimessa laterale battuta ora. Tonetto chiede la palla, la riceve. Può liberare il sinistro, il numero 6, la respinta del portiere avversario.
Un grande intervento qui di Eugenio, che si è ben disteso. Ha tentato poi adesso la giocata Parisi nel lasciar scorrere il pallone, non ci è riuscito. Sfera in rimessa dal fondo. Quindi riprende a macinare il gioco il Peperino. Imbucata in verticale, eccola ora. Si torna indietro da Gian Donato. Buono lo scambio sulla sinistra, prova a sfondare la squadra biancorossa. Il pallone di ritorno ancora per Gian Donato, il controllo al limite dell'area, il retropassaggio di un giocatore del Gemma che può diventare pericoloso. Attento però Murino, si riparte da dietro. Si sceglie l'appoggio per Tonetto, lo scarico centrale, Parisi ha spazio, si gira e tenta direttamente il tiro in porta. Partita molto coinvolgente in questo avvio. 11 minuti sul cronometro, ricordiamo parziale 1-0. Caruso va in pressing su Gian Donato, che però si libera del pallone, quindi non trova spazi il Peperino e deve tornare indietro da Vertecchi. Il suggerimento è respinto. Tonetto si appoggia a Murino, chiamato anche lui all'intervento con i piedi. Quindi adesso l'imbucata su Moreschini, attenta però alla retroguardia avversaria. Attenzione qui a Moreschini che prova a liberarsi, va palla al piede, commette forse fallo, lascia proseguire però il direttore di gara. Si può distendere ora il Peperino. Arriva il cross, l'intervento, ottima scivolata di Caruso. Aspetta, Vieni Mauro. Vertecchi. Vieni Mauro. Murino. Ce l'hai lo. Restivo è lui che giostra la manovra partendo dalle retrovie. Sulla testa, Vai Gianlu. Vai Gianlu che liberi ma. Cambia tutta. Solo ma. Tonetto. Pallone in verticale. Chiuso bene qui il Peperino, che adesso può distendersi. Il pressing del Gem. Occhio Fede. Bravo. C'è adesso il calcio di punizione, porta a casa un calcio di punizione importante il Peperino. Va Gian Donato, è lui che si incarica della battuta. Gianluca la devi prendere tutta pallonata, lo sai, Deciso là, Gabri, la perdi tu. Va Gian Donato con il sinistro tutto pronto, il tiro direttamente indirizzato in porta. Attenta però alla retroguardia del Gem, soprattutto Murino che fa sua la sfera. Subito girata sulla destra. Arriva poi il tentativo direttamente in porta, un po' velleitario. Sali Federico, sali Andrea. Quindi riparte da dietro adesso il Peperino. L'appoggio però sbagliato. Attenzione, Giulitti scarica sulla destra. Buona l'azione, ancora il numero 9, si appoggia su Tonetto che è salito, palla al piede. Lo scarico per Parisi. La finta si accentra, messo giù. Nulla di irregolare, dice il direttore di gara. Il pallone finisce in rimessa laterale. Giulitti lascia la battuta a Tonetto, quindi Restivo. L'appoggio sulla destra, ancora Tonetto, chiede il pallone. Va in verticale. Restivo, cerca un compagno libero. Sceglie di aprire sulla destra. Arriva la finta, poi la stessa di Petracca.
nel contrasto, rimane giù un uomo del Peperino che batte subito la punizione in avanti. Attenzione, una buona occasione qui del Peperino per girarsi con Aurelio, che ha ben attaccato alla profondità, il pallone però sfilato e nel messo laterale, quindi Giolitti adesso dalla sinistra si accentra, lo scarico, il palleggio del Gem, Caruso, Restivo, apre sulla destra, arriva il tiro cross indirizzato sul primo però e non sul secondo. A 15 minuti di gioco arriva adesso il primo time out di questa gara. Il terzino destro più attaccato all'uomo, un po' più vicino, 2 metri più vicino all'uomo. Mezzo destra, mezzo sinistra. Dai, forza ragazzi. Tutto pronto, sta per riprendere il gioco dopo il breve time out chiesto dalle due panchine. Vieni qua, piano piano. Dai, vai, nostra. Così. Sbaglia qui in fase d'appoggio il Peperino. Restivo indietro per Tonetto che sceglie di cambiare fascia. Giandonato, lo scarico centrale, ancora buono il palleggio del Peperino. Giandonato prova a sfondare centralmente, fermato, senza fretta adesso il Gem a gestire il pallone. Parisi viene incontro, lo scarico centrale sulla sinistra dove c'è Giolitti, poi Tonetto. Tentativo di scambio troppo lezioso di Restivo, quindi si va subito in profondità. Attenzione il Peperino con Aurelio che tiene vivo il pallone, lo scarica indietro da Giovannetti. Arriva l'Ibuca, Tonetto intercetta, poi ancora il pallone lungo. Argento chiuso nell'1 contro 1 da Tonetto. Si riprenderà dal calcio di punizione in favore del Gem. Tonetto, l'apertura dalla parte opposta. Sbaglia ora, un errore grossolano questo del Gem. Accorciamo sta squadra, accorciamo. Gira veloce chi. Dai Fede. Attenzione, adesso al Peperino che può distendersi. L'apertura sulla sinistra. Bertecchi prova a tenere vivo il pallone. Giolitti preferisce lo scarico sulla verticale per Parisi. Quindi Gem ancora in possesso. Percussione centrale. Giolitti, controllo, tenta poi di calciare. Tiro respinto. Tonetto sceglie di tornare da Murino. Caruso, attenzione, spazio per il tiro, va con il sinistro e il portiere avversario si allunga e gli nega la gioia del gol. Calcio d'angolo, il primo di questo match per il Gem. Allora, ancora Tonetto, palla al piede, si decentra con la destra, sceglie l'appoggio
sul compagno, proprio sulla corsia. Fermato però senza problemi De Paola, quindi rimessa laterale per il Peperino. Gian Donato ha toccato una miriade di palloni in questo avvio di gara, quindi attenzione. Adesso il Gem però che ha spazio al limite dell'area. Parisi deve tornare sui suoi passi. L'attacco per la sovrapposizione di Tonetto, pallone sulla sinistra. Giulitti, poi c'è forse un contatto giudicato dall'arbitro non fallosamente, quindi la sfera in verticale ancora da Aurelio. Prova a tornare indietro il numero 9, contrastato in modo regolare. Restivo, sale, palla al piede, ha spazio davanti a sé Restivo, la percussione, poi l'apertura sulla fascia destra, arriva il cross e poi il tiro direttamente in porta di Parisi. Dannazione di ripartenza, il Gem trova il gol del raddoppio. Ottima azione corale, poi la rete di Parisi, 2-0. No, buono, no. Forza ragazzi, combatti! Usiamo la testa, Federico. Gara equilibrata e frizzante qui al campo il 23, dove il Gem Calciotto sta conducendo per 2-0 fin qui su un Peperino comunque coraggioso. Attenzione, adesso siamo già proprio nella tre quarti difensiva del Gem, con il Peperino che spinge per riaprire la partita. Aurelio qui anticipato, deve ripartire dietro la squadra biancorossa. Arriva il tiro direttamente in porta, deviato, sporcato, facile per Morino. Mettere giù il pallone. Qui discute il direttore di gara, che ha fermato il gioco per un uomo rimasto a terra, l'uomo del Gem. Dove stai, Chicco? Dai, Fede, stringi i denti, Fede. Veramente Restivo, che era rimasto giù a seguito di una pallonata, riprende ora il gioco. Sono solo 22 minuti sul cronometro. Oh, non portiamo tutti, raga. Restivo, il palleggio, Tonetto, ancora il numero 6, lo scarico con l'esterno destro, buono per Giulitti. Ancora Tonetto, senza fretta adesso il Gem, che può, come in occasione del secondo gol, permettersi di aspettare e poi ripartire. Quindi Petracca in verticale, fermata la manovra del Gem, torna sui suoi passi però ottimamente la squadra in maglia nera. Restivo con l'esterno, la combinazione in velocità con Parisi, non riesce, quindi ancora Peperino. Giulitti, buona diagonale difensiva, ancora possesso Gem, difende con tanti uomini il Peperino, lasciando in avanti solamente Aurelio. Qui l'intervento falloso su Tonetto, in ritardo il contrasto di Vertecchi. Si riprenderà quindi da un calcio di punizione in favore del Gem. Attenzione a Parisi, il tiro direttamente in porta e l'aria spinta di Eugenio. Si prenderà ancora la rimessa laterale in favore del Gem, che sta ben gestendo questo doppio vantaggio. Non ci scopriamo. 4 in avanti sono troppi, alla Martini, non rischiare. Qui un po' in ritardo Petracca sul pallone. La giocata molto complessa qui, non riesce a De Paola. Se si fosse concretizzato sarebbe stata una gran giocata. Qui Peperino riesce a tenere vivo un pallone che sembrava perso.
quindi ancora la squadra biancorossa a manovrare. Aurelio si appoggia all'indietro, apertura sulla destra, c'è Campanella, Parisi anticipato, adesso una buona giocata quasi tutta di prima del Peperino. Il Gem permette ancora molto, regala molto in fase difensiva, non è una squadra che ha smesso di attaccare, regala ampi spazi, quindi Restivo. Ci mettiamo bene giù lì, dai, Matteo, stringi Matteo, stringi. Vertecchi, pallone indietro, ancora il numero 11, costretto a giocare spalla alla porta il Peperino, sempre aggressivo il Gem, Tonetto. Poi qui la finta, Aurelio se ne va bene al difensore, il pallone messo in mezzo, la respinta, buona giocata quella del numero 9. Giulitti. Vedi, di prima ammazza, Chicco, di prima ammazza. Dai. Mettiamo bene. Dai, sali. Un minuto. Attenzione adesso la buona apertura sulla destra. Pallone indietro per Aurelio, il tiro respinto. Dice che c'è un contatto falloso, il direttore di gara si riprenderà a calcio di punizione in favore del Peperino. Fermi in barriera, Max, fermi, Tutto pronto per il calcio di punizione, arriva il sinistro potente sul palo più lontano dove non può nulla il portiere avversario, a tempo ormai scaduto segna Giandonato accorciando il risultato 2-1 ora. Restivo prova ora già dietro il pallone ma termina ora la prima frazione di gioco, 2-1 il parziale. Prende ora il via questa seconda frazione di gioco che vede il Gem condurre per 2-1 in questa 13ª giornata della Serie A. Qui al il 23, subito il Gem in avanti, attenzione, va giù Parisi, poi vince un contrasto qui De Paola, ma il gioco era già fermo. Il numero 7 si era fatto largo tra la difesa avversaria, fallosamente, dice il direttore di gara. Quindi Giandonato, ennesimo lancio al millimetro, quello del numero 4, sta disputando una grande partita. Qui ancora Giandonato che si libera, l'appoggia all'indietro, ancora Giandonato, linea di fondo, arriva alla bandierina, poi si trascina il pallone in rimessa laterale che però è ancora del Peperino, si riparte da dietro, pallone indietro, il palleggio della squadra in maglia biancorossa, Piras. Va Aurelio in mezzo a due uomini, fermato regolarmente, se ne va De Paola, il pallone, la sterzata, la grande giocata del numero 7 e poi l'intervento ottimo per tempismo delle retroguardie avversaria. La giocata corta, attenzione qui un liscio e Aurelio va a far carambolare il pallone addosso all'avversario portando a casa una rimessa laterale. Si prenderà rimessa laterale in favore del Peperino. Piras, l'appoggio, fuori la squadra biancorossa. Giandonato giocherà bene in velocità il Peperino, attenzione a un rimpallo che favorisce proprio la squadra biancorossa, il pallone rimane là, attenzione al tentativo di rovesciata al centro dell'area di Aurelio, gran giocata.
Tonetto qui sale palla al piede, preferisce appoggiarsi all'indietro. Apertura sulla sinistra dove c'è Parisi, il cambio di gioco dalla parte opposta, attenta la retroguardia avversaria. Caruso prova a mettere il pallone in mezzo, spiovente. Si è ora accesa la gara, entrambe le squadre premono sull'acceleratore. D'Eugenio allarga sulla destra, pallone lungo in profondità, troppo lungo per Aurelio che si era ben liberato. Quindi Tonetto, pallone in avanti, anticipato Caruso, ne esce bene la retroguardia del Peperino che ora può attaccare. Il pallone messo in mezzo dalla destra, l'anticipo ottimo, si salva il Gem che ora soffre qualcosa, l'intensità forse del Peperino maggiore in questo momento della gara. Ancora la squadra biancorossa in avanti, attenzione al pallone, il messo in mezzo e a porta sguarnita, segna questa volta Aurelio, non perdona Peperino che agguanta il pareggio quando sono 3 minuti di questa ripresa, 2-2 il risultato. Manu! 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 Manuel! Dai cazzo! Da zero come prima, dai! De Paola, tutto da rifare per il Gem che era sopra di 2 reti e ora si ritrova a dover ricominciare tutto da capo. Attenzione adesso al Peperino che ha spazio e modo per offendere. Si prende la rimessa a fondo per il Gem, ora in evidenti difficoltà. Tenta ora di tornare indietro la squadra in maglia nera che perde però qui il pallone. Attenzione a Giovannetti, la finta, prova ad andare via ad un uomo, messo giù fallosamente, quindi calcio di punizione in favore della squadra in maglia biancorossa. Fabrizio! Fabrizio! Sulla sfera sembra pronto ad andare Andrea Giovannetti. C'è anche Gian Donato, vediamo chi dei due andrà. Va Giovannetti con il sinistro, non ha preso il giusto giro per impensierire il portiere avversario Murino, quindi proprio Murino mettere giù il pallone con le mani. Petracca, possesso palla del Gem. Restivo prova a velocizzare la manovra giocando di prima, ora deve riportarsi in vantaggio il Gem se vuole portare via da questa gara i 3 punti. L'appoggio però è sbagliato, quindi ancora Peperino in avanti, pallone in verticale, esce bene il portiere avversario. Il palleggio qui acrobatico molto bene di De Paola, sceglie l'appoggio centrale, anticipato qui Restivo, quindi si può distendere il Peperino che sbaglia però la misura. Quindi Caruso, pallone in verticale, qui gli uomini del Gem reclamavano una mano, un tocco di mano, lasciato proseguire per la direttore di gara, quindi Tonetto adesso perde un pallone sanguinoso. Caruso va ad inseguire l'avversario, ha modo e spazio il Peperino per distendersi, si chiude bene però il Gem, quindi è ora costretto a tornare indietro. Gian Donato, pallone indietro, ancora il palleggio, questa volta sbaglia la misura il Peperino, qui si spintolano i due contendenti per arrivare sulla sfera. Fallo di Parisi, dice il direttore di gara, quindi Gian Donato, la finta, ancora con il destro, anticipo questa volta, bene, tempestivo, va ancora in avanti il Peperino che prova a sfondare centralmente, il tiro deviato, si riprende quindi la rimessa laterale
8 minuti di questa ripresa parziale sul 2-2 dopo essere passato in vantaggio il Gem. È stato costretto al pareggio. Attenzione adesso al tiro di prima intenzione per spazzare un pallone pericoloso. Petracca, il tentativo di gioco di prima. De Paola tiene vivo il pallone, poi steso fallosamente. Aurelio, battuto corto questo pallone, poi Restivo sbaglia qui il cambio di campo, quindi Giandonato, l'appoggio. Aurelio parte dalla sinistra, l'appoggio ancora per il numero 4, Giandonato messo giù al limite dell'area. Calcio di punizione, una posizione interessante per il Peperino. Quattro uomini in barriera a difesa di Murino. Aurelio alla battuta, prende la rincorsa, il destro potente sulla barriera però, quindi ancora un tiro che si spegne alla destra di Murino, un tiro sporco dalla distanza che poteva sorprendere. Attenzione a Parisi con il petto, accerchiato da giocatori avversari, ancora il numero 10, una serpentina, ancora Parisi, bravissimo con il tiro, respinto, grande azione del numero 10. Può distendersi ora il Peperino che sbaglia, qui ben posizionato il Gem. Attenzione al cambio di fascia, Aurelio subisce qui un fallo. Moreschini, Torroni, sulla sinistra si va da Donetto. Petracca alza la testa, vuole Moreschini sulla sua verticale, lo ottiene ora, arriva il cross in mezzo e Parisi non riesce a trovare il tiro alla porta avversaria. Respinto, quindi si riparte da calcio d'angolo. Calcio d'angolo, battuto sporco in mezzo all'area, non passa. Allora Giovannetti, attenzione al pallone lungo, si va da Moreschini, anticipato, Caruso va al contrasto, arriva per primo il Peperino in questi palloni sporchi. In questa frazione sembra avere più fiducia la squadra in maglia biancorossa quando sono 11 minuti sul cronometro di questo secondo tempo. Attenzione all'imbucata in verticale, ottima la giocata di Giovannetti che se ne va via ad un uomo, poi il tiro respinto, ancora Giovannetti, torna dopo un lungo infortunio il numero 7, ancora una grande giocata, poi il pallone indietro, si è però ben posizionato qui il Gem che può distendersi. Restivo, apertura sulla sinistra, può affondare il colpo il Gem che però temporeggia e quindi permette ai retroguardi avversari di posizionarsi. Parisi, limite dell'area, si gira il numero 10, la finta, si porta il pallone sul sinistro e poi ancora il tiro respinto in rimessa laterale. Restivo, qui la percussione della squadra in maglia nera, il cross di Donetto respinto, calcio d'angolo battuto subito, corto, il pallone per Restivo, una finta, entrare di rigore, la palla ancora messa in mezzo, tesa, reclamano un calcio d'angolo gli uomini del Gem, non concesso dal direttore di gara. Ora il match ovviamente è ripreso velocità, ritmo. Attenzione adesso al lancio pericolosissimo in avanti, il controllo e questa volta è attento Murino che stava per essere sorpreso da uno stesso compagno. Restivo, Moreschini qui, falloso il contrasto, rimane a terra il numero 11, calcio di punizione per il Gem.
Qui Parisi prova a posizionare la sfera forse un po' più avanti, il direttore di gara gli indica la giusta direzione. Sul punto di battuta sia Restivo che Parisi, forse andrà il numero 10. 3 uomini in barriera da superare per raggiungere la porta di De Eugenio. Abile già in un paio di occasioni, quindi Parisi la rincorsa con il destro, va il tiro potente ma non altrettanto preciso, la palla si spegne alla destra della porta difesa da De Eugenio. Ancora Peperino, pallone in avanti, non fischia qui il fallo al direttore di gara Restivo, quindi anticipo, pallone con il destro qui di Giandonato, la sfera sfila al lato, rimessa laterale, battuta per il Gem. Gem che ora rischia qualcosa, pallone che si impenna, c'è un calcio di punizione qui all'altezza del cerchio di centrocampo. Time out, il primo di questo secondo tempo. Dai Fede! Dai a Fresci! Giandonato pronto con il destro, respinto, distanza quantomeno velleitaria per tentare la conclusione. Aurelio torna indietro, il pressing di Moreschini messo giù, anche qui fallosamente il giallo arriva in direzione proprio di Aurelio. Dai, forte Max in mezzo, Facciamo un movimento in aria! Vedi, fuori l'aria. Chicco, fuori l'aria. Gabri! Muoviamoci un po' là dentro! More, veloce di entrare. 2 uomini in barriera posizionati da De Eugenio. Taglia dentro, Tonetto. Gianluca. Tonetto sul punto di battuta, va con il sinistro direttamente in porta, il tiro respinto, ancora Tonetto, l'apertura, poi l'anticipo, Aurelio prova ad andarsene, la diagonale è ottima qui di Tonetto che recupera e sale, palla al piede, ha spazio davanti a sé, può scegliere cosa fare, sceglie di mettere il pallone in mezzo. Adesso l'ottima apertura di Giandonato a far correre un compagno, arriva il tiro, la respinta, il pallone rimane lì, attenzione! E arriva il gol del sorpasso del Peperino quando sono 17 minuti sul cronometro. Da una rapida ripartenza trova il gol del 3-2 Giandonato. Velocizziamo con sta palla ai piedi, Facciamo girare, giochiamo veloci, 2 tocchi, Grande rimonta qui al campo il 23 per il Peperino, sotto di 2 reti e ora che conduce il risultato 3-2.
Attenzione adesso al tiro alla distanza del Gem, che deve fare qualcosa, deve reagire se vuole strappare almeno un punto a un Peperino determinato, cattivo e anche capace di attaccare con molta qualità. Ora la spizza di testa, Aurelio si avventa sulla respinta, 2 uomini a saltare, Torroni, la palla però è del Peperino. Giovannetti tiene vivo il pallone per Aurelio, spalla alla porta, pallone indietro, ancora Peperino che può offendere, il cross dalla parte opposta, ottimo l'anticipo qui di Tonetto che poi subisce fallo, guadagna un calcio di punizione battuto subito in direzione dello stesso Tonetto che ha spazio. Qui Giovannetti, pallone di ritorno, ottima combinazione, rimane a terra il gioco delle Peperine, direttore di gara sia tutto regolare. Ora si ferma il gioco. Riprende il gioco con il Gem a fare la gara, Restivo prova a girarsi adesso Parisi, spalla alla porta, il pallone per Restivo, il tiro respinto. Tonetto, la finta, sale Restivo, messo giù da Gian Donato, calcio di punizione per il Gem, l'apertura sulla destra, pallone indietro, ancora Restivo, buona l'apertura, non trova spazi il Gem, costretto a tornare indietro. Restivo a gestire il pallone in zona centrale, la finta, ha lo spazio per il tiro, chiuso però, quindi torna indietro. Apertura sulla destra dove c'è ancora il numero 4, il cross al limite dell'area, arriva il tiro di prima intenzione, si prende la rimessa dal fondo. Attenzione adesso al lancio lungo del Peperino, Murino, si torna dietro Tonetto, Restivo sale, palla al piede, lo scarico per Parisi che tenta la giocata di prima, l'apertura sulla sinistra, non riesce la giocata però, quindi paura di stendersi il Peperino. 21 minuti di gioco, manca ormai poco alla fine di questa gara. Gem riesce a tornare indietro, ora senza fretta deve con lucidità cercare di dare una scossa a questa gara. Qui l'intervento falloso di Petracca. Lascia la puttana di quanto parli, sta fischiata, che deve fare? La fischiata, che cosa deve fare? Giovannetti, pallone in avanti, l'anticipo buono della retroguardia del Gem, quindi Moreschini costretto a tornare indietro Restivo, buono il pressing del Peperino, Peperino che adesso può distendersi, ha spazio, azione insistita, poi il tiro di Giovannetti, Restivo, spalla alla porta, sempre lui il fulcro del gioco, quindi calcio di punizione in favore del Gem. Tonetto, ora chiuso nella propria metà campo il Peperino,
che si difende con le unghie e con i denti. Questo vantaggio meritato. Restivo, il pallone, cross in mezzo, il tiro al volo di prima intenzione. La sfera rimane lì. Tonetto, la finta, manda a terra un uomo. Poi la sterzata verso il centro. Va giù qui, quindi calcio di punizione per il Gem. Attenzione al calcio di punizione. Arriva ora il destro che si schianta sulla barriera qui di Parisi. Può essere una delle ultime occasioni di questo match per il Gem, che ora deve assolutamente mettere un pallone in mezzo, cercare la giocata. Qui ancora un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Punizione, una posizione interessante, lato corto dell'area di rigore, quando sono quasi 25 minuti sul cronometro. Sta per scadere il tempo regolamentare di questa vincente partita, questa 13ª giornata. Andrà ancora Parisi con il destro, vediamo come calcerà questa punizione. Attenzione, il tiro alto sopra la barriera, non può impensierire De Eugenio. È proprio il numero 1 che rimette in gioco la palla partendo da dietro. Arriva il lancio lunghissimo. Contrasto regolare, dice il direttore di gara, quindi De Paola. Pallone in verticale che schizza, va De Eugenio dal limite della propria area, non può prenderla con le mani. Quindi De Paola si torna indietro. Ancora rimessa per il Gem in questi minuti finali, spinge. 25esimo minuto di gioco scattato ora. Vince il contrasto De Paola. Si continua a giocare, Gem in possesso. Restivo all'indietro, lascia solo un uomo all'altezza della linea centrocampo. Qui Tonetto tenta il tiro, respinto. Pallone buttato in mezzo. Arriva il tentativo di rovesciata addirittura. Attenzione ora però al Peperino che può far male in contropiede. Ottima però il tackle di Tonetto. Il Gem può raccogliere il Peperino scoperto. E qui ancora calcio di punizione in favore del Gem, che si butta in avanti con i propri uomini. Ora si porta in avanti con determinazione alla ricerca di un insperato gol che permetterebbe di strappare almeno un punto. Vai su sta ribattuta. Calcio di punizione dall'out di sinistra, arriva il tiro direttamente in porta. De Eugenio la tiene giù senza problemi sul primo palo e poi va direttamente a rilancio lungo con i piedi a cercare Giovannetti. Trova però il collega dalla parte opposta, Morino. Quindi arriva il pallone lungo ancora una volta De Eugenio, qui provvidenziale. Pallone lungo di De Eugenio, il colpo di testa di Torroni va a spingere qui sull'uomo. Vibra però 3 volte il fischietto del direttore di gara al termine di una gara combattuta. Il Peperino strappa in rimonta da 2-0 a 3-2, 3 punti preziosissimi, continuando la propria serie positiva, volando a 5 vittorie consecutive e 16 punti in classifica.